Fiorello Primi è il presidente del club dei borghi più belli d'Italia, a Venzone per un nuovo riconoscimento, ma un monito importante a questi paesi che sono entrati nel club. Bisogna continuare a migliorare, a diventare sempre più belli. Beh sì, la bellezza per fortuna non ha limiti, quindi c'è sempre la possibilità di diventare più belli, ma non solo dal punto di vista estetico, soprattutto dal punto di vista delle relazioni umane interne ai borghi, soprattutto nella capacità di essere ospitali e accoglienti, e quindi un miglioramento che è legato poi ad una promozione internazionale per rappresentare questa Italia, che è un paese bellissimo, invidiato da tutti e che sicuramente dovrà puntare sempre più sulla bellezza per farsi riconoscere e per portare più ricchezza e lavoro. Per il Friuli Venezia Giulia ci si ferma a 10, ma ci sono ulteriori 2 deroghe in programma. Sì, l'associazione ha deciso, l'assemblea dei sindaci, di mettere un tetto massimo di 250 borghi con deroghe per quei borghi sotto i 15.000, per quei comuni sotto i 15.000 abitanti riconosciuti come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Quindi c'è la possibilità, qui si parla di Cividale Aquileia, di poter accedere al club, però dipende dalle amministrazioni comunali se lo vogliono fare.